chiederemo all'assessore alle pari opportunità del Comune di Sanremo, nonché vice sindaco, la nostra Costanza Pireri. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. Io partirei semplicemente con un grande grazie a Alessia, perché come già detto è un vulcano che porta qui una ventata di attenzione e di luce. È un onore davvero che in questa sala posso salutare il sindaco e di tutta l'amministrazione. Sarò velocissima perché il programma è molto ampio e molto denso, però non posso che rimarcare e concordare appieno con le parole che ha detto l'onorevole Carlo. Erano esattamente le stesse cose che avrei voluto dire io. Lavoriamo su questo, lavoriamo proprio perché ci sia questo cambiamento. Noi come centro provinciale di Violenza, i nostri centri lavorano moltissimo con i ragazzi di una scuola proprio per la cultura del rispetto. Giusto per piccolo dato velocissimo, dall'inizio dell'anno ad oggi ben 15 sono le donne che si sono rivolte ai nostri centri di violenza, quindi abbiamo tanto bisogno della cultura del rispetto. Mi scuso veramente perché qui avrebbe dovuto esserci Silvana Romea, la mia collega, oggi sono qui con l'altra collega, l'assessore Toni Gutti. Ho altri impegni perché Sanremo purtroppo il sabato del festival è veramente da correre, quindi purtroppo non potrò essere qui con voi, ma devo fuggire perché mi aspettavo nel Barcellona, dall'altro lato della città. E il traffico non capisco come mai è stato in questo giorno. L'anno prossimo impariamo a mettere le rochelline sotto i piedi. Comunque grazie, è davvero un grande consiglio Alessia, grazie di quello che stai facendo e di quello sicuramente che continuerai a fare, perché noi donne siamo insieme, ce la facciamo, lavoriamo tutti insieme, lavoriamo in rete, perché solo così otterremo dei grandi risultati. Grazie. Costanza Pireri, assessore alle pari opportunità e vice sindaco del Comune di Sanremo, rigorosamente in rosso. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo ascoltato il suo intervento, veramente siamo onorati e la ringraziamo ovviamente di essere qui. Qualche numero, parlavamo di numeri prima delle vittime, delle signore che si sono rivolte alle vostre strutture. Sì, nella nostra provincia abbiamo 3 centri antiviolenza, uno su Imperio, uno su Sanremo e uno su Ventimiglia, e i dati sono raccapriccianti perché dall'inizio dell'anno a oggi ben 15 sono le donne che si sono già rivolte al nostro centro. Per le signore che avessero la necessità di rivolgersi anche non direttamente, ci sono delle vie sì. Anche via internet, via mail, via telefono? Sì, sul sito del Comune di Sanremo, proprio sulla home page, c'è un chatbot. Le donne che hanno bisogno di informazioni, che vogliono raccontare, che vogliono chiedere, possono accedere a questo chatbot. La bellezza di questo è che, purtroppo lo sappiamo, le donne che sono vittime hanno il telefono controllato, il compagno, il marito, prendono il telefono, controllano e guardano chi stavi chiamando, a chi è iscritto. Col chatbot non è identificato niente, quindi possono tranquillamente aderire, chattare e non rimane nulla sul cellulare, quindi potranno avere sicuramente tutte le informazioni. Questo è il sistema, penso, più semplice per una donna per avere il giusto supporto. Grazie Assessore, grazie Vice Sindaco Costanza Pireri per le informazioni veramente utili e importanti che il Comune di Sanremo appunto riserva per le vittime di queste barbarie. Grazie a voi e complimenti per l'evento. Grazie.
Festival. F Industrial.